Una nuova storia d'impresa nel territorio del quartiere del Piave, a Pieve di Soligo. Siamo alla BL Cassetti in compagnia del titolare, Guido Lorenzon. In questi giorni è arrivato un importante riconoscimento per la vostra azienda che inorgoglisce lei, la sua contitolare e tutti i dipendenti. Siamo rimasti molto soddisfatti e sorpresi di questo riconoscimento, questo articolo che è stato fatto dal Sole 24 Ore, partendo dalla nostra storia. Noi siamo nati nel 1972 come piccolo laboratorio artigianale e dopo man mano siamo cresciuti, abbiamo acquistato un nuovo capannone, abbiamo ampliato dopo negli anni e siamo arrivati a avere una superficie coperta di circa 6.000 metri quadrati, perché abbiamo continuato anche a innovare e mettere nel nostro laboratorio macchinari nuovi, macchinari sempre più all'avanguardia per soddisfare le varie esigenze nel tempo che sono cambiate dei nostri clienti. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di soddisfare e di seguire le esigenze dei nostri clienti e aggiornarci nei nuovi materiali, nei nuovi sistemi di produzione. La materia prima che utilizziamo arriva la maggior parte, molti strati di betulla che arriva dalla Russia. Dopo stiamo adoperando anche dei legni del rovere che arriva dall'ex Jugoslavia, del frassino, del fazzo e anche del noce canaletto. Abbiamo fatto varie serie di mobili e di cassetti per mobili di un certo prestigio con del noce canaletto. Noi siamo disponibili ad adoperare qualsiasi materiale pur di soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Nell'articolo del Sole 24 Ore era riportata la storia della nostra azienda, che è nata nel 1972 e è stata riconosciuta l'eccellenza della nostra impresa perché è un'azienda che nel tempo ha sempre investito il capitale per rinnovare l'azienda e evolversi, essere sempre attenta anche alle nuove strategie del mercato, con nuovi macchinari e con nuovi impianti. L'azienda nel tempo si è rivolta non solo al mercato italiano ma anche al mercato estero, ultimamente verso gli Stati Uniti e il Regno Unito. Noi siamo stati, è inutile dirlo, molto lusingati di questo riconoscimento, soprattutto venuto da un quotidiano così prestigioso come il Sole 24 Ore. Questo ci appaga di tutto il lavoro, del sacrificio, della dedizione, della passione che ci mettiamo nel nostro lavoro e soprattutto ci dà anche una spinta, uno stimolo per continuare con determinazione nel nostro lavoro nonostante questi tempi difficili.